A Milano, nella giornata di martedì 30 giugno, la Polizia di Stato ha arrestato una cittadina italiana di 58 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, nel corso delle indagini volte al contrasto del traffico di droga, hanno individuato un appartamento in via De Pretis nel quale venivano riforniti clienti che arrivavano dal centro della città. E dopo aver predisposto un servizio di osservazione in ambiti civili, nei pressi e all'interno dello stabile, i poliziotti sono entrati nell'appartamento individuato, approfittando dell'arrivo in casa della donna. La perquisizione dell'abitazione ha portato gli agenti a rinvenire e sequestrare 24 bustine di cellophane contenenti complessivamente 236 grammi di marijuana in 4 involucri, 3 bilancini di precisione perfettamente funzionanti e banconote di piccolo taglio per un totale di 70 euro. Da mercoledì 1 luglio è ripartito il servizio dei vigili di quartiere in tutti i municipi della città. Sono 197 gli agenti dedicati al servizio in strada, oltre ai 32 di supporto per il coordinamento, che pattuglieranno un territorio più ampio, dedicando una particolare attenzione e un presidio lento a piedi ai quartieri che i presidenti di municipio hanno ritenuto maggiormente sensibili. Il dispositivo prevede l'alternarsi dell'unità mobile fissa su 2 postazioni e 6 pattuglie dedicate a 3 macroaree per ogni municipio, che suddivise su turni mattina e pomeriggio presidieranno tutto il territorio con passaggi continui, per poi fermarsi in alcune località individuate perché maggiormente sensibili, dove proseguiranno con un pattugliamento a piedi e interloquiranno con cittadini e commercianti per raccoglierne le segnalazioni. Grazie all'app Affluences, da oggi la modalità di prenotazione degli appuntamenti in biblioteca sarà più semplice. L'app può essere scaricata liberamente e utilizzata in tutte le sedi per la registrazione degli appuntamenti relativi ai servizi già attivi. Accessibile anche via web, Affluences non richiede alcuna registrazione e in pochi passaggi permette di scegliere data e ora in cui presentarsi in biblioteca. Oltre ai servizi di prenotazione online, ritiro dei libri prenotati e restituzione in sede, il sistema bibliotecario milanese ha riattivato in questi giorni anche lo scaffale aperto, ossia l'accesso diretto alle collezioni esposte, in modo da consentire ai lettori di sfogliare e scegliere libri multimediali senza la mediazione obbligata del catalogo. Entro la fine di questa settimana saranno 16 le biblioteche con questo servizio attivo e le rimanenti biblioteche di quartiere si aggiungeranno la settimana prossima. Durante il mese di luglio riapriranno progressivamente anche le sale lettura, all'interno delle quali per accedervi sarà necessario prenotarsi.